Appello di Don Damiano sulle nuove ondate di sbarchi a Lampedusa. Domani 25 febbraio si celebra ad Agrigento la festa del patrono San Gerlando alle 10:30 il Pontificale. L'olio verrà offerto quest'anno dalla comunità di Calamonaci. Intervento del consigliere comunale Carmelo Cantone sulle recenti risse tra i giovani nel centro storico della città. Il questore Rosa Maria Raci promossa dirigente generale, complimenti del sindacato MP Poliziotti Democratici. In calo ancora i casi Covid-19 in Sicilia, siamo a meno 14% nella scorsa settimana. Intervista al presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento, Achille Furioso, che critica il provvedimento del governo Meloni. Nativi Digitale, convegno presso l'Istituto Agrigento Centro al Plesso Garibaldi. La UIL di Agrigento dà il benvenuto a Enzo Di Vincenzo per la sua collaborazione con il sindacato. Domenica le primarie per la scelta del nuovo segretario nazionale, pronti i gazebo in provincia. Presentato il nuovo direttore generale, domenica partita contro il Cittanova Aldino Liotta. E benvenuti con l'appuntamento di TV Notizie. Apriamo oggi il nostro telegiornale con un appello fatto dal vescovo di Agrigento sul fenomeno dei migranti. Le nuove ondate di sbarchi di migranti, afferma Don Damiano, sulle coste lampedusane richiedono con urgenza che le migrazioni, più che essere bloccate, siano governate. Sarebbe ingenuo continuare a considerarle come un fenomeno emergenziale, senza considerare che costituiscono ormai un dato fisiologico e strutturale. Vediamo il servizio. L'arcivescovo Monsignor Damiano, alla luce degli sbarchi delle persone migranti sulle coste dell'isola di Lampedusa e sulla loro accoglienza negli hotspot, ha voluto lanciare un appello proprio sul fenomeno migratorio. Le nuove ondate di sbarchi di migranti sulle coste lampedusane richiedono con urgenza che le migrazioni, più che essere bloccate, siano governate. Sarebbe ingenuo continuare a considerarle come un fenomeno emergenziale, senza considerare che costituiscono ormai un dato fisiologico e strutturale. Negli ultimi 20 anni, afferma Monsignor Damiano, Lampedusa e Linosa, con la loro capacità di accoglienza, hanno garantito un approdo sicuro a uomini e donne in cerca di salvezza, nonostante politiche spesso ambigue e altalenanti, ma ora non è più così. Pur consapevoli che è difficile e riduttivo assumere in poche righe eventi che vedono la dignità di migliaia di persone e meriterebbero descrizioni più accurate, va evidenziata brevemente l'attuale situazione. Le favorevoli condizioni meteorologiche e marine nel Mediterraneo centrale hanno spinto migliaia di persone a intraprendere in questi mesi il viaggio dalle coste settentrionali dell'Africa verso l'Europa. La strategia di allontanare le navi della flotta civile umanitaria dal Mediterraneo al fine di non intasare i porti del sud Italia come era prevedibile ha costretto la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza a condurre a Lampedusa la quasi totalità dei naufraghi salvati. I trasferimenti, continua Don Damiano nel suo comunicato, con navi dedicate che negli ultimi 2 anni avevano in gran parte garantito ai salvati brevi periodi di permanenza e diminuito notevolmente i periodi di sovraffollamento dell'hotspot, risultano adesso totalmente inadeguati. Malgrado sull'isola da oltre 20 anni esistono strutture destinate all'accoglienza delle persone migranti, non era mai accaduto che nel giro di soli 2 mesi ben 3 persone, e tra questi anche un neonato, morissero al loro interno. L'ormai quasi fisiologico sovraffollamento rende perciò inadeguato l'hotspot di Lampedusa al suo uso e costringe i suoi ospiti a condizioni di vita sempre più disumane, senza considerare che la costruzione in uno spazio angusto lascia presagire la reiterazione di eventi violenti con grave rischio per gli ospiti e per gli operatori. Al fronte di questa situazione, continua Don Damiano, il sostanziale silenzio delle istituzioni politiche di governo e di opposizione, malgrado l'efficace copertura mediatica dei recenti accadimenti, aumenta notevolmente la preoccupazione che tutto si ripeta secondo uno schema classico e quasi prevedibile. In questo scenario riteniamo pertanto urgente e necessario porre in essere scelte politiche coraggiose che possano portare a un definitivo cambio di rotta, proponendo
in particolare di aprire immediatamente canali legali di ingresso in Europa che consentono alle persone di intraprendere viaggi sicuri e legali, limitare unicamente ai soggetti particolarmente vulnerabili l'accoglienza sull'isola di Lampedusa, destinare risorse consistenti alla cooperazione internazionale per favorire lo sviluppo politico e sociale, sospendere qualsiasi accordo in materia di migrazioni con paesi governati da dittature che non rispettano i diritti umani. E domani è San Gerlando, verrà festeggiato dalla nostra città come patrono di Agrigento. Il pontificale della solennità sarà svolto alle ore 10:30 presso la cattedrale di Agrigento. Sarà presieduto da Francesco Lomanto, arcivescovo di Siracusa, previsto anche il rito dell'offerta dell'olio a cura della comunità di Calamonaci. Sicurezza in centro storico, questo l'intervento del consigliere comunale Carmelo Cantone, presidente della commissione turismo del comune di Agrigento, alla luce dei recenti fatti che si sono riscontrati in diverse zone della città, culminate nelle risse tra i più giovani. Il mio intervento sarà molto breve, fa riferimento agli ultimi e incresciosi fatti di violenza accaduti nel centro storico. Posso? Il centro storico sta vivendo un rigurgito della piccola criminalità, forse a causa dell'aggravarsi della situazione economica che attanaglia il paese. Le attività situate in via Pirandello e nella via Tenea hanno reso punto di ritrovo di baby gang e la situazione ormai è gravissima. Incrementare la sicurezza in centro storico, prevenire e contrastare le attività criminali di vendita e spaccio di stupefacenti sono questi gli obiettivi principali che secondo me devono porsi non solo l'amministrazione ma gli organi preposti che stanno comunque facendo già un ottimo lavoro. Crediamo che un presidio costante del territorio sia la direzione giusta per contrastare questo degrado. Il comune di Agrigento, come hanno fatto altri comuni, io ho studiato un po' la situazione perché è un fenomeno nazionale, questo dilagarsi della microcriminalità, gli altri comuni si sono dotati di un piano di emergenza immediato. Il comune di Agrigento dovrebbe con urgenza predisporre un progetto preciso con tanto di videocontrollo e videosorveglianza del territorio, armati di registrazioni e connettività verso la centrale operativa delle forze dell'ordine, cartellonistica indicante anche che sono presenti telecamere che stanno videosorvegliando, servizi di controllo e vigilanza straordinari nei weekend e nell'orario serale e notturno delle forze dell'ordine, da parte delle forze dell'ordine, campagna informativa volta alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti con l'ausilio di associazioni presenti nel territorio. Oggi sentivo proprio al telegiornale che erano riusciti a contrastare un fenomeno come quello che sta avvenendo ormai in centro storico di Agrigento con la collaborazione delle persone. Quindi il mio appello è soprattutto ai nostri concittadini affinché collaborino. Mi si dice che in via Tenea, praticamente già dalle 3 del pomeriggio, è sotto gli occhi di tutti la situazione di spaccio di stupefacenti. Ottimo sicuramente il lavoro delle forze dell'ordine in merito agli ultimi 2 fatti incresciosi, ma riteniamo altresì che la Prefettura dovrebbe richiedere, se già non lo ha fatto, al Ministero dell'Interno un invio straordinario di personale della Polizia di Stato con il fine di affrontare e di aumentare il pattugliamento dei punti caldi della città dove la cittadinanza richiede maggiore sicurezza. Fra un po' la città, anche con le festività prossime di Mandorle di Pasqua, si comincerà a ricevere dei turisti che tra un pranzo e una cena potranno gustare delle meravigliose bellezze della nostra città. Io credo che è terminato il tempo delle chiacchiere, credo che è tempo di agire, anche perché non possiamo permettere quello che abbiamo visto in maniera scioccante sotto i nostri occhi, su tutti i social, su tutti i telefonini che avevamo questo video, non possiamo continuare assolutamente che continuare. Quindi basta con le chiacchiere, so che il sindaco si è mosso in questo senso, ma occorre immediatamente che di concerto con la prefettura vengano poste in essere
delle azioni immediate. Grazie. E il questore di Agrigento, Rosa Maria Raci, è stata promossa dirigente generale. I complimenti del sindacato MP, Movimento Poliziotti Democratici e Riformisti della provincia. Il questore di Agrigento, Rosa Maria Raci, è stata promossa dirigente generale della Polizia di Stato su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, una promozione meritata che certamente premia l'impegno di una donna che ha saputo esprimere grandi capacità professionali e umane in una città ed un comprensorio difficile per le molteplici criticità. Il movimento dei poliziotti e democratici e riformisti, fin dal 26 marzo 2019, anno dell'insediamento del questore Maria Rosa Raci, ha saputo confrontarsi costantemente per il benessere del personale, trovando un ottimo interlocutore, innovativa e incisiva nelle varie determinazioni assunte. Auguriamo alla neo dirigente generale un ulteriore futuro roseo, colmo di successi, nella certezza che porterà con sé un ricordo indelebile della sua esperienza lavorativa nella nostra provincia. È stato questo l'augurio che ha esternato i due massimi esponenti sindacali, Alfonso Imbrò, segretario generale provinciale del Movimento di Agrigento, e dal segretario generale nazionale Antonino Alletto, che in una telefonata a caldo ha espresso le sue congratulazioni, anche quelle della nostra redazione di TVA. E continua il calo dei contagi dovuti al Covid-19, questo quanto comunicato dall'assessorato regionale alla salute, con un meno 14%. In merito al Covid, nell'ultimo bollettino settimanale emesso dalla regione siciliana, i contagi risultano in calo del 14,03% e le ospedalizzazioni in lieve aumento. Nella settimana dal 13 al 19 febbraio di quest'anno si è assistito a un netto decremento delle nuove infezioni in linea con la tendenza nel territorio nazionale. L'incidenza di nuovi soggetti positivi riportati a sistemi di rilevazione dei test antigenici o molecolari e diagnosticati nel periodo è stata pari a 1563, in termini percentuali il 14,03% in meno, con un valore cumulativo di 33 ogni 100.000 abitanti. I dati sono riportati nell'ultimo bollettino settimanale a cura del DASOE, il Dipartimento per le Attività Sanitarie, e l'Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana. Secondo il bollettino, il tasso dei nuovi positivi riportati, più elevato rispetto alla media regionale, si è registrato nelle province di Messina con un quorum di 44 su 100.000 abitanti, quindi Palermo con un quorum di 41 ogni 100.000 abitanti, Trapani. Le fasce di età maggiormente a rischio risultano quelle degli over 90, 64 su 100.000 abitanti, tra gli 80 e gli 89 anni, 58 su 100.000, e tra i 70 e i 79 anni, 47 su 100.000. Le nuove ospedalizzazioni sono in lieve aumento, più della metà dei pazienti in ospedali nella settimana di riferimento risultano al sistema non vaccinati. Si conferma pertanto una situazione epidemica acuta nella settimana di monitoraggio trascorsa con un'incidenza ancora elevata, ma una ospedalizzazione in proporzione più contenuta rispetto ai periodi precedenti, in parte spiegata dal riscontro occasionale di positività concomitante al ricovero. Per quanto riguarda i vaccini, il target dai 5 agli 11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 23,59% del target regionale, i bambini 62.241 pari al 20,19%, nel target superiore ai 12 anni i vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,98% del target regionale. I soggetti che hanno completato il ciclo primario si attestano all'89,61%. Sono ancora 1.120.699 i cittadini che hanno maturato il diritto di ricevere la terza dose ma che ancora non hanno effettuato la stessa. Nello specifico i vaccinati con dose aggiuntiva cosiddetto booster sono 2.773.890 pari al 71,22%.
Le quinte dosi somministrate risultano complessivamente 9.397. Da 14 febbraio infine è disponibile per la somministrazione delle dosi booster il vaccino Vid Previt Beta Sanofi. E i familiari dei medici e di tutti i professionisti del settore sanitario, degli assistenti sociali e degli operatori sociosanitari vittime del Covid-19 avranno tempo fino al prossimo 4 marzo per presentare la domanda e ricevere il contributo economico una tantum. A comunicarlo è l'INAIL di Agrigento. Il 4 marzo prossimo scadrà il termine per presentare le domande di sostegno per i familiari vittime da Covid-19. Sul portale dell'INAIL è attivo l'apposito servizio online, come previsto dall'accordo di collaborazione sottoscritto lo scorso 29 dicembre fra il Dipartimento per le politiche della famiglia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'INAIL. Le domande dovranno essere presentate sul sito dell'Istituto attraverso il servizio online speciale elargizione familiari vittime da Covid-19 e dovranno riguardare i decessi avvenuti entro il 28 dicembre del 2022 per effetto diretto o come concausa del contagio da Covid-19 contratto nel periodo di emergenza compreso fra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022. Il contributo in favore dei familiari dei sanitari deceduti durante il periodo emergenziale si potrà fare domanda singolarmente da parte di ciascun beneficiario e cumulativamente da parte di uno familiare munito di apposita delega o da un soggetto terzo in qualità di rappresentante legale o delegato del familiare. All'istanza dovrà essere allegato il titolo professionale del lavoratore deceduto, il contratto di lavoro, la documentazione sanitaria comprovante l'insolvenza di una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto come concausa da contagio da Covid-19 avvenuto durante il periodo dell'emergenza. Il contributo in favore dei familiari del personale sanitario, ammontante a 15 milioni di euro, verrà finanziato attraverso le rifonde del fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le modalità di presentazione della domanda e le informazioni sulla documentazione da allagare sono precisate nella circolare INAIL del 1 gennaio 2023. Ulteriori richieste di informazione e di assistenza potranno essere inoltrate attraverso il servizio INAIL Risponde. E torna dopo 40 anni la storica marcia contro la mafia a Bagheria Casteldaccia. L'iniziativa è stata promossa dal Centro Pio La Torre, presente per la prima volta anche i rappresentanti della Commissione regionale antimafia, diverse le associazioni, i comuni e anche l'Arcidiocesi di Palermo che vi hanno aderito. Vediamo le interviste. Con Monsignor Corrado Lorefice, la sua presenza qui testimonia l'importanza di questo evento. 40 anni dopo viene rievocata la marcia antimafia, allora la Chiesa prese posizione in maniera forte contro la mafia e anche contro la droga. Sì, mafia e droga sono alleati, come poi tutto questo porta anche alle contiguità, per cui essere presente oggi qui significa essere dalla parte dei giovani che rischiano di essere illusi. Oggi una dose di crack si compra con 5 euro, vendendo illusione di libertà e di felicità, ma tutto questo comporta poi invece la mancanza di serenità, di equilibrio mentale, di valoriale dei nostri giovani. Per cui essere qui oggi significa rinnovare questo no a ogni forma di mafia e soprattutto allo sfruttamento che è dietro ogni forma di mafia, un esercizio di potere per tenere schiavi altri. E poi l'anniversario anche dell'inizio della guerra in Ucraina. Oggi siamo qui anche per dire un netto no ad ogni forma di guerra e dire che invece noi siamo per la non violenza e per la pace. I conflitti oggi più che mai con il potenziale delle armi che abbiamo si risolvono solo ed esclusivamente mettendosi a tavola nel dialogo attorno ad una condivisione di grandi valori, e in questo dovrebbe essere invece invocata una leadership dell'Europa, e mi pare che però da questo punto di vista non vedo grandi voci che si possono innalzare per dire oggi la parola pace, e quindi
e l'augurio mio è questo: questi giovani ci dicono che credono ancora a queste parole, non li possiamo assolutamente tradire. L'onorevole Antonello Cracolici, Presidente della Commissione Antimafia dell'Ars. Questi giovani veramente infondono ottimismo verso il futuro, una partecipazione di popolo per rievocare quella che allora fu una marcia storica. Beh, ricordare fa bene, ma oggi abbiamo anche il dovere di capire come alzare la qualità anche dell'impegno antimafia. 40 anni fa avevamo a che fare con persone, con una mafia che prevalentemente sparava, uccideva, come dire, faceva sentire il suo dominio nel territorio attraverso il fuoco, il sangue. Oggi c'è una mafia molto più ridimensionata, moltissimi mafiosi stanno in galera, si è dimostrato che lo Stato può vincere e sta vincendo, ma dobbiamo colpire quella rete di connivenze, quella cosiddetta borghesia mafiosa che ha consentito di fare di Cosa Nostra una organizzazione non solo criminale, ma un potere criminale, perché ha infiltrato le istituzioni, la politica, l'economia, la società. Ed è il nostro compito, adesso tocca a noi dimostrare che la mafia si può vincere isolandola. Luca Orlando, per tanti anni sindaco di Palermo, ma soprattutto animatore di un movimento che è la Primavera di Palermo e la Rete, che allora rivoluzionò la politica siciliana. I tempi sono veramente cambiati e questa manifestazione lo dimostra. Possiamo dire missione compiuta, possiamo dire che rispetto a 40 anni fa la mafia non governa più la nostra realtà. Quando ho iniziato la mia esperienza politica la mafia aveva il volto delle istituzioni, aveva il volto degli uomini di chiesa, aveva il volto delle forze dell'ordine, aveva il volto dei politici, il volto dei sindaci. Oggi questa realtà è alle nostre spalle, ma dobbiamo sempre tenere alta la guardia perché la mafia c'è ancora. Non governa ma c'è ancora, dobbiamo per questo evitare che torni a governare e per questo dopo 40 anni ricordare un movimento nato da un appello di alcuni sacerdoti che soffrivano anche dentro la Chiesa le complicità di tanti uomini di Chiesa con la mafia, che seguivano invece l'orientamento del cardinale Pappalardo, che è stato un grande arcivescovo di Palermo, che ha indicato la incompatibilità tra un cammino di fede e l'appartenenza alle organizzazioni mafiose. Guardandoci indietro abbiamo fatto molta strada, guardando avanti abbiamo molta strada da fare, soprattutto non abbassare la guardia per evitare che questa missione compiuta possa diventare una missione fallita. Siamo con l'onorevole Ismael Vardera, vicepresidente della Commissione regionale antimafia. Una partecipazione veramente di popolo a questa riedizione della marcia antimafia 40 anni dopo. Tu sei uno che queste battaglie, anche se sei molto giovane, hai fatto una bandiera della tua attività politica. Perché è importante esserci oggi? Tanto è bello perché si respira, permettetemi la frase, un fresco profumo di libertà questa mattina, perché vedere tanti giovani, vedere tanto entusiasmo, vedere soprattutto i sindaci è importante perché è vero, lo Stato ha incassato questa importante vittoria con l'arresto di Matteo Messina Denaro, ma la partenza è da quel 16 gennaio, si parte perché bisogna scoprire la rete di fiancheggiatori che hanno potuto permettere questa lunga latitanza, si parte dai comuni, si parte dalla politica, perché la politica deve assumersi la responsabilità di essere credibile nella lotta alla mafia, e quindi oggi siamo qua per dire che ancora oggi c'è tanta strada da fare, è una marcia appunto, è anche simbolica per questo, perché bisogna ancora camminare, la strada, il percorso è ancora lungo, non c'è una meta finale, la meta finale la raggiungeremo tutti insieme a noi. E sull'eliminazione del bonus del 110 varato dal governo Meloni abbiamo sentito il parere del presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento, Achille Furioso, fortemente critico per il provvedimento. Siamo con il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento, una netta presa di posizione sul bonus 110, c'è in atto un'evoluzione dopo il no categorico del governo Meloni. Ecco, state seguendo l'evoluzione appunto della vicenda, il suo punto di vista? Sì, l'Ordine degli Ingegneri assieme al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, alla Consulta regionale e alla rete delle professioni tecniche in questo momento si siede al tavolo con il Governo per far fare un momento di riflessione normativo rispetto al decreto legge del 16 febbraio scorso, perché non solo l'anno precedente il Governo ci ha fatto assistere ad una serie di cambiamenti repentini delle regole durante la partita in corso. La cessione dei crediti ha rappresentato assieme allo sconto e fattura un volano fortissimo per l'economia
l'economia italiana in un momento in cui il Covid aveva messo a dura prova tutta la nostra comunità. Ma contestiamo fortemente i dati che vengono comunicati dal Ministro all'Economia Giorgetti, perché non tengono conto di quello che è un indotto che si è creato e del PIL che è cresciuto tantissimo grazie proprio, noi riteniamo, al Superbonus, e non si tiene conto del valore delle vite umane che verranno salvate grazie all'efficientamento energetico, ma soprattutto a quello strutturale degli immobili. Questo non ha prezzo, e in un contesto in cui anche l'Europa parla di case green e si va verso un efficientamento di tutto il patrimonio urbanistico europeo, ovviamente l'Italia in questo senso è contraddittoria e va contro tendenza. Ecco che gli ingegneri della provincia di Agrigento assieme agli altri professionisti stanno in questo momento facendo ragionare il governo sui propri dati e facendo un ripensamento sul fatto che devono essere sbloccati immediatamente la cessione e i crediti che sono in questo momento bloccati e che stanno rischiando di mettere in ginocchio non solo tantissime imprese ma tutto un settore, ma anche tantissimi professionisti che hanno investito tantissimo tempo in attività professionale. Quindi c'è stato un reale, un riscontro positivo, specialmente nel nostro territorio, parlo della provincia di Agrigento? Sì, i dati parlano chiaro, dei cantieri che sono aperti sono tantissimi e che tantissime imprese hanno investito e avrebbero continuato a investire. Chiaramente questo stop che si è verificato nell'ultimo periodo sta rischiando di mettere a dura prova tutta una filiera edilizia che in questo momento ha consentito al territorio di ripartire. Nel quadro delle iniziative finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro e l'emersione del lavoro nero disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Messina, i militari della Compagnia di Messina Sud e del locale nucleo Ispettorato del Lavoro hanno sottoposto a verifica un cantiere allestito a Scaletta Zanclea. Nel corso dell'attività ispettiva, i militari dell'Arma hanno effettuato approfondite verifiche in tutti gli ambiti ove potevano emergere eventuali situazioni tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché violazioni concernenti gli aspetti contrattualistici e previdenziali. All'esito dei controlli non sono emerse gravi violazioni né sono state riscontrate situazioni di irregolarità degli operai presenti in cantiere. Tuttavia i carabinieri hanno accertato la presenza di 2 travi in cemento armato dalle quali fuoriuscivano spuntoni di ferro che ostacolavano, rendendo pericoloso il transito delle persone e dei mezzi nel cantiere, e pertanto il responsabile è stato deferito alla competente autorità giudiziaria e a suo carico è stata erogata un'ammenda per l'ammontare di circa 6.000 euro. La campagna dei controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Messina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro nel settore edile proseguirà nei prossimi mesi in tutta la provincia, con l'obiettivo di continuare nell'incisiva azione di prevenzione e contrasto alle gravi violazioni che danneggiano fortemente i diritti dei lavoratori e mettono a serio rischio la loro incolumità. E domenica 26 febbraio dalle ore 8 alle ore 20 anche la nostra provincia parteciperà alle primarie per la scelta del nuovo segretario del partito. Pronti i gazebo in provincia per poter scegliere tra i 2 candidati, Bonaccini e Schlein. In città il gazebo sarà al Viale della Vittoria, accanto al Bar Saieva. Domenica 26 febbraio dalle ore 8 alle ore 20 anche la nostra provincia parteciperà alla grande festa democratica delle primarie per la scelta del nuovo segretario nazionale del Partito Democratico. I gazebi e i seggi verranno allestiti in diversi comuni del territorio, assicurando a chiunque lo vorrà di esprimere liberamente e gioiosamente la propria scelta tra Stefano Bonaccini ed Ellis Klein. Questo quanto comunicato da Simone Di Paola, segretario del Partito Democratico della provincia di Agrigento. Ricordiamo che potranno votare oltre agli iscritti anche tutti i cittadini dai 16 anni in su. Versando una quota di 2 euro potranno esercitare il loro diritto di voto. Il voto online sarà invece assicurato ai malati, ai disabili, ai residenti in località in cui la distanza renda particolarmente difficoltoso l'esercizio del voto di presenza. Bisogna esibire il documento di identità e la tessera elettorale. Per i 2 candidati alla segreteria sono delle ore decisive di una lunga campagna elettorale. È il momento degli appelli finali, dei distinguo, al fine di rimarcare le differenze e i toni
non possono che salire, a partire dalla contesa sui dirigenti Dem, del passato e del presente. Bonaccini non ha mai rinunciato a sottolineare l'appoggio fornito a Ellis Klein dai big del partito, come Orlando, Franceschini, Zingaretti, Bettini e Boccia, e la candidata risponde: nessuna delle persone citate mi ha chiesto nulla. Klein rivendica una candidatura libera, ricordando di non avere mai offerto posti a nessuno, ma puntualizza: preferisco i dirigenti che oggi dicono che c'è bisogno di un cambiamento rispetto ai dirigenti che erano compartecipi delle scelte sbagliate di una volta. Nella nostra provincia si voterà in quasi tutti i comuni. Ad Agrigento ricordiamo Viale della Vittoria 143 accanto il Bar Saieva, l'atrio del comune di Aragona, a Camastra in via Magri 22, a Cammarata presso la sede del PD in Padre Padre Girolamo Caruso, a Canicattì in corso Umberto 41, a Castrofilippo in via Aggregato Connaro, Casteltermini in corso Umberto 1, a Cattolica Eraclea in via Rosario 83, a Favara in piazza Cavourra, a Grotta in piazza Marconi, a Licata in corso Umberto, a Menfi presso l'atrio del comune, a Montallegro in piazza Loverde, a Montevago presso la Casa del Popolo, Palma di Montechiaro in via Antonelli 7, a Porto Empedocle in via Piazza Chiesa, quindi a Racalmuto presso la Casa del Popolo di via Garibaldi. E la linea alla regia per gli spot pubblicitari. Nativi digitali, uso dei device, risvolti neuropsichiatrici. È stato questo il tema di un incontro organizzato dall'Istituto Agrigento Centro con l'associazione Generazioni Consapevoli, che si è svolto presso il plesso Garibaldi di via Minerva con la partecipazione dei genitori e degli educatori. L'Istituto Comprensivo Agrigento Centro Generazioni Consapevoli ha organizzato presso il plesso distaccato della scuola Garibaldi un incontro per i genitori e gli educatori dal tema Nativi digitali, uso dei device e risvolti neuropsichiatrici. Ha portato l'indirizzo di saluto la docente Rosetta Greco, dirigente scolastica dell'Istituto Agrigento Centro, la docente Giovanna Cavaleri, presidente dell'Associazione Generazioni Consapevoli, ha moderato l'avvocato Sabrina Tavolacci e ha relazionato il dottor Antonio Vetro e la dottoressa Carmelo Boscarino. L'iniziativa è stata ampiamente seguita. Abbiamo aderito con entusiasmo all'iniziativa promossa dall'Associazione Generazioni Consapevoli, perché la cittadinanza digitale è uno dei temi portanti della nostra offerta formativa. Considerato che l'approccio alle tecnologie digitali è sempre più precoce, è quindi strategico cominciare fin dalla scuola a proporre percorsi di educazione ad un uso responsabile e consapevole delle tecnologie digitali, ma è anche fondamentale sensibilizzare i genitori sui rischi e sui possibili danni derivanti da un eccessivo uso di device elettronici da parte di bambini e adolescenti senza la supervisione degli adulti. Da qui anche l'invito a diverse personalità del settore, abbiamo anche un neuropsichiatra che sta parlando appunto di eventuali rischi. Sì, il dottor Antonio Vetro tratterà i risvolti neuropsichiatrici legati ad un abuso di tablet e smartphone, e considerato che già questo abuso si registra nella fascia di età 0-2 anni, quindi è una tematica di scottante attualità dove tutti dobbiamo fare rete, la scuola, le famiglie, le istituzioni, le agenzie formative del territorio che hanno a cuore la crescita e la formazione delle nuove generazioni. Ecco, quanto è importante da parte vostra organizzare questi eventi oggi qui all'Istituto Agrigento Centro, il plesso Garibaldi? È importantissimo, non importante, e penso che oggi come oggi, in questo momento particolare, è ancora più indispensabile. Siamo in un periodo che bisogna leggere,
bisogna interpretare, sappiamo tutti quello che sta succedendo a livello cittadino ma a livello nazionale di disagio, di emergenza educativa e noi come associazione ci siamo, anche queste sono delle proposte importanti che aiutano e sostengono famiglie, genitori ed educatori. Lei è da poco presidente dell'associazione, ecco, con quale spirito ha accettato questo incarico? Più che spirito penso che sia un discorso di dovere morale, dovere come mamma, dovere come insegnante e uno spirito di servizio. Allora se possiamo sottolineare uno spirito, mettiamo in campo le nostre competenze, il nostro tempo, perché richiede sicuramente tempo, un lavoro a cui crediamo, una finalità a cui crediamo e quindi ci lavoriamo. Avete in mente altre iniziative analoghe? Sì, abbiamo in mente diversi incontri, intanto con diverse scuole, quindi ci stiamo noi spostando secondo le scuole che ci richiedono, che ci invitano e poi avevamo pensato di fare un incontro un po' più allargato con tutte le istituzioni proprio su ciò che sta avvenendo in questo periodo, Movida, Rissa, chiamando tutti all'appello. E da oggi la UIL Scuola si avvarrà della collaborazione sindacale e della competenza professionale di Enzo Di Vincenzo, già funzionario dell'ufficio scolastico provinciale di Agrigento. L'esperienza di Enzo Di Vincenzo, afferma il segretario della UIL provinciale Gero Acquisto, è a tutti nota nella nostra provincia e la grande famiglia della UIL gli augura buon lavoro e proficui risultati nel rapporto con il personale scolastico tutto. E prima riunione a Palazzo d'Orleans dell'Osservatorio regionale per il trasporto aereo, l'organismo fortemente voluto dal presidente della regione Renato Schifani per monitorare il traffico aereo da e per la Sicilia e contrastare l'aumento esorbitante delle tariffe, specialmente nei periodi di alta stagione. Il servizio. Prima riunione a Palazzo d'Orleans dell'Osservatorio regionale per il trasporto aereo, l'organismo fortemente voluto dal presidente della regione Renato Schifani al fine di monitorare il traffico aereo da e per la Sicilia e contrastare l'aumento esorbitante delle tariffe aeree, specialmente nei periodi relativi all'alta stagione. Il tavolo riunisce tra gli altri i rappresentanti di ben 6 aeroporti siciliani, dell'ENAC, della Facoltà di Statistica dell'Università di Palermo, di Confconsumatori, con l'obiettivo di rendere più funzionali i servizi ai viaggiatori, contrastare il caro tariffe e monitorare il traffico aereo. All'incontro, presieduto dall'assessore regionale ai trasporti Alessandro Aricò, hanno partecipato Salvatore Ombre e Giovanni Amico nella qualità di presidente e rappresentante di AirGS, Natale Chippa, Francesco Randazzo, Giovanni Scalia, direttori generali e presidenti di GESAP, Giovanna Canduro e Daniele Casale, presidente dell'Avior SCA, Mariano Rodi, presidente dell'aeroporto di Pantelleria, i docenti di statistica dell'Università di Palermo, Massimo Attanasio, Filippa Bono, Carmelo Calì, rappresentante di Confconsumatori, in collegamento da Roma, Sabrina Paris, direttore dell'ufficio statistiche di ENAC. Oggi si insedia formalmente l'osservatorio sul sistema aeroportuale regionale e naturalmente il primo punto all'ordine del giorno è il caro voli. Abbiamo avuto la possibilità di interloquire con i rappresentanti dei 6 aeroporti siciliani, con l'ENAC, con chi rappresenta anche i consumatori e soprattutto avremo anche una mano dall'Università di Palermo per capire e assemblare i dati statistici sui biglietti aerei. Abbiamo fatto sì che gli aeroporti fra di loro possano incominciare ad interagire, abbiamo già deciso di costituire una rete aeroportuale che è precursore naturalmente della creazione dei sistemi aeroportuali. Abbiamo l'obbligo di far viaggiare i 20 milioni di passeggeri che vanno e vengono dalla Sicilia a prezzi più ridotti. E passiamo alle notizie sportive. Presentato ieri alla stampa il neodirettore generale dell'Icata Calcio, Angelo Costa. Intanto domenica la squadra incontrerà la Cittanova in casa. Presentato ieri nel corso di una conferenza stampa Angelo Costa, il neodirettore generale dell'Icata Calcio. All'iniziativa sono intervenuti il vice sindaco Antonio Montana, il presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Russotto,
A presentare Cosse 2 patron giallo-blu, Alfonso Di Benedetto ed Enrico Massimino. Tra le novità della conferenza stampa si è parlato degli ormai imminenti lavori di ristrutturazione dello stadio di Licata che potrebbero partire già dai primi di marzo. Domenica scorsa ci sarà la partita tra Licata e Cittanova con calcio d'inizio alle ore 15 e potrebbe essere l'ultima di questo campionato. In tal caso la società licatese ha individuato nell'impianto di Ravanusa lo stadio comunale saraceno, il campo dove si dovranno disputare le gare casalinghe delle ultime partite di stagione. Di direttore generale, quali sono gli obiettivi? Guarda, innanzitutto ringrazio il Presidente Massimino e il Presidente Di Benedetto per avermi dato questa possibilità che, come dicevo poco fa in conferenza stampa, mi inorgoglisce tantissimo. È una carica importante. Mi piace affrontare le sfide come ho sempre fatto, come dicevo poco fa in conferenza, ci metterò la faccia, ci metterò passione, cercherò nel più breve tempo possibile di poter dare un supporto organizzativo e migliorativo a quelle che sono le attività della società e man mano con chi si occupa di chi e di che cosa farò delle riunioni per capire cosa ci serve, cosa manca, dove possiamo migliorarci e quant'altro. Poi per il resto penso che entro in una società che è una delle più solide società del nostro girone, una società che ha già tanta competenza e quindi sono qui per arricchire questa competenza e far sì che possiamo fare meglio. E poco fa, come dicevo in conferenza, sono venuto qua per allargare, ingrandire e inorgogliere questa famiglia. Parliamo della prossima partita, mister. Il prossimo impegno è un impegno pari come quello che è stato col Paternò, contro una squadra che in questo momento è in una situazione di classifica precaria e cercherà domenica di venire a fare punti e risollevarsi un po' da quella che è la loro situazione di classifica. Però noi di contro dobbiamo fare una grande prestazione, riscattarci dall'opaca prestazione fatta domenica con Sant'Agata, cercare di vincere questa partita e prendere questi 3 punti che ci avvicinano, se non quasi matematicamente, all'obiettivo prefissato all'inizio stagione. Ha detto che nell'ultima sfida mancavano 2 dei 3 difensori centrali, questo insomma è stato difficile da gestire. Adesso come sarà? Verranno recuperati? Stiamo lavorando, i ragazzi, Orlando sicuramente recupererà, Calaiò è molto probabile che recuperi anche lui e vedremo, ancora ci sono 3 giorni per arrivare alla partita, speriamo di arrivarci bene con tutti gli effettivi tranne Cappello che è ancora ai box, però tutti stiamo bene, abbiamo voglia di riscattarci di quel risultato fatto domenica, cercare di regalarci e regalare ai nostri tifosi, a tutti noi, un grande risultato con una grande prestazione. Rimane sempre vivo il sogno di raggiungere i playoff? Intanto assicuriamoci quello che abbiamo detto all'inizio stagione, arrivare alla salvezza prima possibile, vincendo domenica ci arriveremo con 9 giornate di anticipo e già è stato un bel traguardo in considerazione dell'organico, di tanti ragazzini che abbiamo in organico e poi vedremo, poi chiaramente se si è lì a lottare per altri obiettivi sicuramente non ci tireremo indietro e ce la metteremo tutta per arrivarci e darci questa soddisfazione. L'innesto del neo direttore generale? Angelo lo conosco bene, abbiamo lavorato anche insieme tanti anni fa a Licata, è un ragazzo che ha voglia, un ragazzo che ha stimoli, sicuramente sarà una figura importante all'interno della società. E questo è tutto per il telegiornale di oggi di TVA Notizie, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni, una buona serata.